Cari telespettatori, ben ritornati al nostro consueto appuntamento in diretta. Quest'oggi parliamo degli immobili, parliamo del settore dell'edilizia, è un po' di tempo che non lo facciamo e per farlo abbiamo due esperti, due rappresentanti delle categorie del settore. Da un lato abbiamo l'ANCE Padova, rappresentativa come città che comunque la situazione non cambia nei diversi territori del nostro paese, più che mai del nostro nord-est. Quindi ben arrivato Luigi Ometto, presidente appunto di ANCE Padova. Buongiorno. Quindi costruttori edili, imprese di costruzione edile. Dall'altro abbiamo la grandissima categoria molto estesa dei tanti artigiani che ci hanno vivamente sollecitato di parlare di questo tema e quindi con il presidente di Edilcassa Veneto, per intendersi ex CEAV, nome recentissimo, Virginio Piva. Buongiorno. Grazie. Entrambi imprenditori del settore, uno a territorio vicentino, l'altro pienamente padovano, e quindi insieme vedremo di fare un po' il punto della situazione. Tempo addietro con degli esperti, ancora all'inizio delle trasmissioni, dopo la ripresa delle ferie estive, avevamo parlato di leggeri segnali di ripresa, speranze, preventivi che sembrava le imprese cominciassero a fare, insomma sembrava. Poi però vediamo che cosa è successo. Un po' in generale tutta l'economia è nuovamente arretrata, dal settore del commercio in generale fino ad arrivare alle aziende del territorio e più che mai quello dell'edilizia. Può essere che un piano casa della Regione Veneto che è appena sfornato rimuova qualche cosa, ma ci sono diverse proteste, per esempio dei comuni del territorio. Insomma, cosa potrebbe servire agli imprenditori, tanto artigiani quanto i costruttori edili, quindi le imprese più grandi e organizzate del territorio, per riuscire a ripartire? Ed è fondamentale perché, lo sapete tutti quanti, l'indotto è strategico. E allora vediamo un po' di capirci qualche cosa. Stavolta partiamo prima da lei, che riguarda tanti artigiani, quindi imprese che partono da quanto di fatturato circa fino ad arrivare a quanto, e poi vedremo anche i costruttori che cosa comprendono. Le dimensioni vanno dall'azienda con un solo operatore fino a aziende anche strutturate. Quindi dalla classica partita IVA fino alle imprese più strutturate, sì, che hanno anche dei dipendenti. Certo, anche numerosi a volte. Per noi il piano casa in questi ultimi anni è stato un puntello, dico io, al settore, perché ha consentito di rallentare il calo che è importantissimo che c'è stato nel mondo dell'edilizia, della casa e degli altri prodotti correlati. La necessità che ha il nostro settore, soprattutto le nostre aziende, di riuscire a programmare, di avere un minimo di visione davanti al futuro, e quindi il fatto della proposta che fa la Regione Veneto, che prevede 5 anni di rinnovo, per noi è estremamente positivo. Quindi per voi va bene il periodo di 5 anni e va bene anche la libertà dai vincoli dei comuni, che è un po' la novità anche di questo piano casa, a parte altre, insomma. Sicuramente sì, perché l'esperienza ha dimostrato che non ci sono stati casi, non c'è stato neanche un caso in 62.000 domande che abbia generato contenziosi particolari. E quindi sotto un certo punto di vista c'è stato un collaudo piuttosto serio, e quindi è pensabile che anche in futuro possa continuare così. Viceversa, ci sono stati dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, perché nei comuni dove il piano casa è stato adottato in modo integrale o quasi, questi hanno potuto sfruttarlo e migliorare la loro qualità della vita, gli utenti e le aziende lavorare. Negli altri comuni dove c'è stato ostruzionismo, questo non è avvenuto. E dopo torniamo su questo tema. Per voi il piano casa può essere uno strumento utile oppure no? Perché in realtà parla solo di ristrutturazioni, per cui muove un po' certi ambiti senza dubbio, però non va a pensare a ricostruzioni o diciamo opere edilizie. Il primo piano casa per noi è stato abbastanza limitativo, nel senso che riguardava interventi di modeste entità e poi, giustamente come diceva il mio collega, anche ogni comune aveva dato le sue limitazioni. Questo nuovo progetto della Regione Veneto è sicuramente un progetto che potrebbe dare dei risultati maggiori.
Il timore dei sindaci che hanno questa posizione è un timore, diciamo, che gli sfuggano di controllo le loro amministrazioni, i loro comuni e i loro piani regolatori. Allora, la tutela del patrimonio storico non rientra. Ricostruire o costruire nuovi fabbricati non so quanto sia nell'interesse specifico di un'azienda visto la crisi immobiliare. Parliamo più di riqualificazione allora delle aree urbane con recupero di aree dismesse, cambi di sezione d'uso e riqualificarle sia a livello sociale, urbanistico, sia a livello energetico. E allora ci vuole una programmazione, allora qui mi allaccio al discorso che una programmazione, se non è di 5 anni, non so di quanto sia, perché meno non può essere, ma date anche proprio le problematiche burocratiche che portano poi ad addivenire a un permesso e all'operatività di un progetto. È minimo 5 anni, altrimenti non serve niente a programmare. Ecco, poi in questo momento specifico in cui l'economia soffre e ha queste difficoltà, penso che sia l'unica cosa da poter fare. Certo, regole certe, regole chiare, ma se poi ogni comune deve interpretarla e modificarla, non si farà più niente, cioè diventa un palliativo questo intervento. Che cos'è che della legge di stabilità a voi proprio non va bene? E poi state facendo qualcosa? Perché molti imprenditori del settore forse lamentano questo o non sono informati, se vi muovete in qualche senso per far sentire la vostra come associazione. Allora, i canali che ha l'associazione a livello di territorio, a livello di regione, a livello nazionale sono tutti canali di interfaccia con le amministrazioni e con i politici. Allora, se devo dare la mia opinione personale, mi sembra di essere su una nave che sta andando alla deriva con l'equipaggio assente, cioè l'equipaggio pensa solo a litigare dove mandare la nave, però non c'è un comandante che la dirige. Oltretutto l'equipaggio sta bene perché l'equipaggio sta navigando, naviga, non ha nessun problema, non rischia di andare a fondo, non fanno neanche le cose essenziali e indispensabili, non sta rischiando niente, litigano per la rotta, però intanto la nave va alla deriva. Invece i passeggeri, che siamo noi, non sanno dove stanno andando e sono ridotti sempre a situazioni peggiori. C'è una grossa lontananza dal politico all'imprenditore o al libero professionista o chi lavora nel privato quanto sia tangibile la vera crisi, perché non riescono a percepirla e non si preoccupano di risolvere i problemi. Loro hanno il loro stipendio, ce l'hanno assicurato, stanno bene dove sono, non pensano a fare neanche le cose più elementari e richieste dalla popolazione, come una legge elettorale nuova. Ci tassano ulteriormente il nostro settore sulla casa, che è un bene rifugio, ma che è anche la primaria importanza delle famiglie italiane, e così disincentivano ulteriormente la volontà di magari investire ancora su un patrimonio che è sempre rimasto il patrimonio più importante, il mattone è sempre stato il patrimonio più importante. Quindi da un lato il pubblico poi non ha neanche i soldi per investire, perché non hanno i soldi, e poi se hanno i soldi non ti pagano col patto di stabilità, quindi è proprio talmente vessatorio in questo momento il rapporto, qualsiasi contratto con il pubblico, che uno si trova a dover fallire perché vanta dei crediti dalla pubblica amministrazione che ha dovuto fare un decreto per pagare i fornitori, cioè una cosa che è inconcepibile. Non so in quale parte del mondo debbano fare una cosa del genere. Io vanto un credito e ci vuole un decreto legge per essere pagato. E poi non ti pagano gli interessi, non sai mai quando te li pagano. Le stesse banche hanno sfiducia dell'ente pubblico, perché uno va a scontarsi le fatture di un ente pubblico, le banche ti mettono un termine, cioè è inconcepibile. È assolutamente inverosimile. Ecco. La leggera apertura del patto di stabilità, che era stata così paventata, ventilata, eccetera,
potrebbe agevolare almeno voi nelle piccole opere di riparazione di qualche cosa, eccetera, oppure tenendo conto che magari gli edifici dei comuni devono essere adeguati alla normativa europea per quanto riguarda le coibentazioni, il risparmio energetico, eccetera, quindi magari gli asili, le scuole elementari, la casa comunale, o no? No, c'è sicuramente un allentamento del patto di stabilità è funzionale alla ripresa del settore, ma ormai servono interventi decisi. Il vantaggio dell'intervento di riqualificazione è che con i risparmi energetici si può in parte ripagare, ma questo favorisce il privato, soprattutto se il privato ha fiducia, si sente motivato a investire i propri risparmi, ha la possibilità, grazie anche agli incentivi che ci sono fiscali, no, che consentono di detrarre pure in 10 anni ma una parte dei soldi investiti, ecco, consente al privato di recuperare, di autofinanziare l'intervento. Nel pubblico evidentemente questo vantaggio non c'è, perché se il pubblico è dissanguato perché non ha risorse, evidentemente è paralizzato comunque, non può far nulla. Il problema è a monte, è lo Stato che deve smetterla di vessare cittadini, imprese, e deve cominciare a riorganizzare se stesso, tagliare le spese improduttive che ha, perché in questo momento sta continuando ad alimentare la pressione fiscale su una base di aziende e persone che lavorano sempre più piccola, col rischio di far saltare tutto. Ecco, in quel momento non ci saranno più nemmeno le risorse per mantenere questo Stato. Ecco, questa è una situazione molto molto grave, soprattutto perché non si comprende o non vogliono comprendere un aspetto, che è vero che negli altri paesi d'Europa non c'è una percentuale così alta di persone e popolazione che ha un immobile di proprietà, noi abbiamo oltre il 70%, eccetera, a parte i più giovani. Però c'è anche una componente che se non ci fosse questo immobile di proprietà, le molte persone che adesso non hanno un'occupazione o che hanno una pensione minima, eccetera, sarebbero veramente ridotte sul lastrico per una strada, altro che 4 manifestanti a Roma avremmo. Però nonostante questo si prende questo immobile, in molti casi sono immobili peraltro in pessime condizioni, ereditati, e gli si tassano inverosimilmente con una tassazione altissima. E qui parliamo anche non solo della prima casa, IMU, non IMU, vediamo cosa faranno, tanto qualcosa inventano, ma della seconda casa. E lo dico non per, come si diceva, gli immobiliaristi, quelli che ne fanno incetta, ma per quelli che hanno veramente la seconda casa ereditata, anziché la madre, il padre che con sacrifici una famiglia l'hanno comprata per i figli, eccetera, che è un bene che potrebbe essere anche di investimento per chi ha dei soldi in banca, che magari invece che averli portati chissà dove, perché è inutile mettersela bene davanti agli occhi, è successo così per chi ha molti soldi, poteva comprare una casa, la seconda casetta anche delle vacanze, che adesso peste e corna, cioè uno dice per carità averla. Questo frena notevolmente il vostro settore. O ha frenato? La logica è questa. Lo Stato va in cerca dove può succhiare il sangue in modo facile. Quindi la tassazione dove può farla? Sulla casa, sulla benzina, sul carburante, sul gasolio, che dopo inciderà sui trasporti, su tutto ciò che che dà garanzia di un gettito. Allora, se invece contestualmente a una tassazione che in ogni caso dovrebbe essere ridotta moltissimo, perché non si sa ancora dove arriveranno con questa tassazione e a quale tassazione, che c'è già pesantemente sugli immobili, pensassero a una riduzione delle spese, a una vera spending review ma congegnata su tutto l'apparato pubblico di gestione, ma non tanto sul licenziamento, perché il numero di dipendenti pubblici che abbiamo in Italia è rapportabile benissimo alla Germania, alla Francia, quindi non è che noi ne abbiamo di più, è che noi abbiamo tantissimi dirigenti, da noi sono tantissimi dirigenti per cui tutti percepiscono dei stipendi altissimi.
Allora, perché non facciamo come gli altri stati? Che lavorino tutti, ma che lavorino anche ad un costo che sia rapportabile alle aziende private. Ma anche lo stesso rapporto dovrebbe essere rapportabile. Però finché le persone sono lì cioè difese fino allo stremo e fanno quello che vogliono, allora devono andare a succhiare dove c'è ancora un minimo di margine, e questo è la casa. Logicamente questo disincentiva qualsiasi iniziativa privata sull'immobile, sul mattone, che invece muoverebbe un'economia che è un indotto spaventoso. Basta pensare soltanto anche ai mobili stessi. Ma questo rallentamento è inesorabile, il volano si sta fermando. Per rimettere in moto questo volano, forse non si capace di cosa ci vuole, e tempo e denaro per rimetterlo in sesto. Assolutamente, torniamo su questo discorso, poi vorrei anche che si spiegasse il ruolo della ex cassa edile, no? Resta una cassa edile comunque. Esatto, andiamo in pubblicità, pochi secondi, tra poco.